Sono diventato presidente nel marzo 2014, quando per effetto di una opportunità che si è creata, marchio noto come penso molta gente lo conosce nella storia per lo scarpone da sci, ha 60 anni di storia, è un marchio molto importante che per una serie di vicissitudini aveva passato un periodo abbastanza difficile. Mi è stata posta l'opportunità di prendere in affitto d'azienda questa società che stava andando in un certo modo alla deriva, e vuoi vista come opportunità, vuoi vista anche per un senso forse morale, perché c'erano circa 30 famiglie che sarebbero state appiedate, e non ultimo una potenzialità di mercato che era comunque stata creata nel suo tempo. Ho avuto l'opportunità di prendere questa società mettendo in gioco le mie competenze, che non sono di calzaturiero, ma credo di vantare alcune esperienze nell'ambito imprenditoriale. Imprenditoriale significa nell'immobiliare, nell'abbigliamento e altre attività parallele che ho condotto. Da una situazione comunque debitoria pesante che aveva la vecchia società, creare quella fase di credibilità legata a un presidente che non ha nessun tipo di esperienza nella materia. Il sistema bancario che nel 2014 era già lì che iniziava a avere i primi turbamenti, sono stati momenti molto duri, però ho messo in campo tutte le mie risorse, tutte le mie potenzialità, le mie conoscenze, le mie capacità, e devo dire che ci siamo riusciti fortunatamente. Oggi abbiamo fatto un'innovazione di prodotto, ci stiamo trasferendo anche in una parte di outdoor molto più facile, molto più easy, perché è uno sport che comunque costa molto meno. Con una scarpetta e un pantaloncino vai a correre, vai a camminare, ti gusti i paesaggi, costa molto meno che andare a sciare. Dall'alto ci siamo declinati poi in basso, non in termini di qualità, ma in termini di accessibilità. Io sono nato imprenditore ancora dal 78-79, all'età di 22 anni, quando ho messo in piedi una realtà che si occupava di servizi per l'abbigliamento, e di lì ho creato un po' il mio modus operandi di fare impresa. Perché la grande teoria, c'è qualcuno che dice che è meglio la pratica che la grammatica, perché questo è un mondo del fare, non è un mondo delle chiacchiere. Perciò spesso questi giovani avrebbero bisogno, a mio avviso, di essere inseriti nel mondo del lavoro molto prima che finiscono la scuola, molto prima. Giustamente non si nasce imprenditori, nasciamo tutti quanti, credo, nello stesso modo, e c'è un momento in cui nella vita ti vedi delle prospettive, delle ambizioni. A me è sempre piaciuto poter dimostrare che cosa sono in grado di fare io. Fare io significa fare impresa, mettere anche a repentaglio ciò che hai di tuo. Quando fai impresa puoi anche sbagliare. Io fortunatamente ho avuto delle esperienze positive, e questa ne è una. Io vedo di grande interesse il co-branding con alcuni brand, con alcune società. Molto spesso ognuno pensa al proprio orto. Non so se si tratta di cultura, noi qui nel Veneto lavoriamo proprio nel nostro, ognuno nel proprio territorio, siamo un po' gelosi uno dell'altro. Io ho visto anche negli Stati Uniti che c'è grande apertura mentale per poter collaborare. Il fatto di poter mettere insieme alcune attività completamente distaccate, che può essere dal turismo alla ristorazione, al tempo libero, allo sport, allo sci, ci sono delle attività che stanno mettendo insieme tutte queste cose di business, di fa business. Ecco, grandi opportunità per i giovani potersi inserire in questo contesto. I giovani hanno grandi teorie, grandi competenze teoriche, però pochissima esperienza pratica. Non so di chi sia la colpa, però non voglio aprire un dialogo su questo, però di sicuro ai giovani manca molta umiltà. Oggi si esce dall'università con grandi competenze e si pensa già di sapere tutto, e spesso ai primi colloqui che fai ti trovi di fronte a delle persone che non hanno quel briciolo di umiltà per poter affrontare la quotidianità. Però credo che se uno ha le idee chiare e sa cosa vuole fare, e ha un po' di quelle capacità di vedere qual è l'orizzonte, perché lì ci vuole assolutamente, perché spesso si fanno dei passi, si arriva sopra la collina e poi c'è il precipizio, cioè devono sapere dove vogliono andare. Sì, credo che la visione dell'Italia, ma io la vedo in due modi: o la odi o la ami. Da quando sono entrato in un certo tipo di mondo c'è solo da amarla da un certo punto di vista, perché se noi vediamo l'arte, il tempo libero, che cosa c'è dietro questo tipo di business, è incredibile. Lei può visitare le montagne più belle del mondo che abbiamo noi, i paesi più belli del mondo che abbiamo noi, e questo tipo, il turismo, noi non lo stiamo coltivando. Dall'altra parte, la parte negativa è grandi problemi burocratici che spesso incontri,
che però se li stai a guardare con occhio critico ti blocchi. Devi avere il coraggio di buttare il cuore, o cambi paese e vai via, oppure ti adegui, e adeguarci credo che in qualche maniera ce la si possa fare. Per quanto riguarda me, il coraggio è spesso supportato da un po' di buonsenso, cioè io non attraverso un fiume se non ho un piccolo salvagente di riserva. Chiaro, non è una grande barca, però un piccolo appiglio credo di poterlo avere. Coraggio è anche di fare l'azzardo, perché alla fine gli imprenditori, cioè tutti sono capaci di prendere il denaro del papà, metterlo in azienda, investirlo, se va perso, se va bene va bene. Io non ho avuto questo tipo di opportunità, mi sono creato da solo, ho creato un business da solo sulla base di alcuni modus operandi corretti, di rispetto delle regole, delle istituzioni, delle banche, eccetera, e questo mi ha dato la grande opportunità. È chiaro che ci vuole coraggio, il coraggio è indispensabile, perché l'ombrello spesso te lo danno quando non piove più, no?